Vediamo un po'. La live dovrebbe essere partita. Ok, qua c'ho i commenti. Preciso. Ciao Gabri. Ciao Gabri. Ciao a tutti quelli che sono arrivati. Facciamo vedere i commenti, mo che possiamo. Tanto fatemi sapere se si sente bene, perché è un feedback molto importante. Tra l'altro, prima live con il braccio, quindi figo. Magari mettiamolo così che si intravede. Ok. Ciao Mario. Ciao a tutti ragazzi. Fatemi sapere se si sente bene, perché non so se ho collegato il microfono giusto all'uscita audio, quindi benissimo, allora perfetto. Ho scelto il microfono giusto. Come state ragazzi? Penso che dopo ieri stiamo tutti abbastanza bene. Ciao Stefano, ciao carissimo. Ciao a tutti, ciao a tutti. Dopo ieri stiamo molto bene. Ciao Massimo, grazie mille per la fiducia. Ciao Luciano, ciao Fede, un bacione. Ciao Vittorio, ciao a tutti ragazzi. Tutto bene? Quando vince il Cagliari va sempre bene. È innegabile. È innegabile. Con la vittoria del Cagliari la domenica poi acquisisce tutto un altro sapore. E addirittura me lo merito. Grazie mille Massimo. Grazie mille. Non chiedo mai le iscrizioni, quindi quando uno lo fa di sua spontanea volontà è apprezzatissimo. Quindi quando qualcuno mi viene a dire anche che lo merito, lo è ancora di più. Quindi veramente grazie infinitamente. Ce l'ho fatta. Allora ragazzi, ce lo vogliamo togliere subito sto rente di parlare della partita di ieri? Io bene o male ho detto tutto nel video, quindi non credo di avere tantissimo da aggiungere. Potremmo parlare eventualmente di Cragno, che vedo che è ancora un argomento abbastanza divisivo, perché penso che su Bellanova ci sia veramente ben poco da dire, veramente ben poco, come sul resto della squadra. Nel senso, nelle ultime partite stanno giocando bene, stanno veramente giocando bene. Buonasera Ale, un bacione pure a te. Perché ogni tanto gli via così a sta sigaretta che tira male. Scusate ragazzi, piccolo inconveniente tecnico. Devo cambiare la batteria. Scusate un attimo, levo un attimo la webcam, ma ci sono, sappiatelo che ci sono. Sono sempre qui con voi, devo giusto cambiare la batteria al volo. Ma ci sono. Ecco fatto. Eccomi. Eccomi qua. Ok. Credo che le parate di Cragno di ieri valgano come dei gol. Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo, specialmente quella su, credo fosse Piazza. Quella parata fenomenale fatta da Cragno. Io vorrei spendere due parole su due che sono stati nominati meno di tutto. Uno col Daniga, grandissimo, che purtroppo le sue geste passano inosservate a fianco a due giocatori come Altare e Lovato. Beh, gol Daniga, devo dire che
Tra i difensori è quello che forse mi è piaciuto un po' di meno, ma perché non mi è piaciuta la gestione del pallone che ha avuto negli ultimi scampoli di partita. In particolar modo quando il Cagliari stava cercando di attaccare, ed era tipo il 94esimo, ha fatto un passaggio che, se non mi sbaglio, doveva essere indirizzato a Marin, che però ha mandato direttamente sul fondo. Un passaggio anche abbastanza elementare. Capisco che ci possa essere la stanchezza dei 90 minuti, eccetera, però non mi aspetto errori di questo genere e mi ha fatto un po' abbassare il voto di Goldanica, ma rimane una prestazione comunque più che sufficiente. Penso che questa difesa non sia mai stata così solida, la difesa del Cagliari. E in difesa abbiamo Goldaniga, giocatore che a Sassuolo non giocava manco per sbaglio, Altare, che prima che arrivasse a Cagliari in pochi lo conoscevano, se non quasi nessuno, e Lovato, che vabbè è Lovato, però non riusciva a trovare tutto sto granché spazio all'Atalanta, quindi questa difesa sa da fare, questa difesa sa da fare. Cragno non si tocca a mani basse il portiere migliore del campionato. Dire così è sbagliato, perché vorrebbe dire nascondere gli errori che ha fatto fino adesso, e di errori ce ne sono stati, perché non possiamo nasconderci dietro a quella parata contro il Torino. Cragno quest'anno sta deludendo, però il fatto che sia riuscito a compiere una parata simile mi fa pensare che magari con l'orgoglio e con la mente sta riuscendo a superare questo periodo, no. E io sono contentissimo, perché questo giova soltanto al Cagliari. Poi il secondo giocatore è stata Paoletti, che è stata la vera chiave di svolta della partita. Sinceramente non credo che Paoletti abbia apportato tutto questo granché alla partita del Cagliari. Poi, per carità, è il mio giudizio, però non credo che sia stato la chiave di svolta della partita. Io sono Sic, credo siciliano, credo, non lo so, vado a intuizione. Ci mancano solo i gol di Joao, ma sarà sicuramente qualcosa di provvisorio, assolutamente, assolutamente. Joao sta vivendo un momento un po' in calo, ma ci sta tranquillamente. Per fortuna abbiamo qualcuno che riesce a sostituirlo comunque a livello di gol per il momento. Sabato ci sei in Curva Nord con noi, vinceremo con la Lazio, speriamo. Due pere, Joao e Pereiro, attenzione, la tocca pianissimo. Eh, Purtroppo no, purtroppo non ci sono. Anzi, ti dirò di più. Cagliari-Lazio io me la vedrò a casa della mia ragazza, con il padre, e il padre è laziale, quindi me la vivrò con la tifoseria nemica. Spero di riuscire a venire a Cagliari prima o poi. Già adesso con il nuovo lavoro è più fattibile. Potrei affrontarla quella spesa, però voglio decidere bene quando fare questa cosa. Però è probabile che un giorno di questi magari riuscirò a venire in Sardegna. Teniamo le dita incrociate. Dico solo una cosa, Miro, nonno Mazzarri e basta. Ragazzi, Mazzarri, tanta roba. Grande mister, grande mister. Io con quelle parole voglio omaggiarlo per dire che sta facendo un campionato largamente sopra le aspettative. Se parli di Goldaniga, assolutamente sì, ma come gran parte dei giocatori del Cagliari adesso, perché prima no. Però i giocatori in difesa stanno sorprendendo. Però c'è anche da dire che se riuscivano a fare peggio degli scorsi campionati c'era da preoccuparsi. C'era veramente da preoccuparsi. Ciao Miro, se il nostro Cagliari si salva, la dirigenza deve fare di tutto per trovare un prestito con diritto di riscatto per Lovato. Ma l'Atalanta non è scema. È quello il problema, Giovanni. Che l'Atalanta sa il valore dei giocatori che ha. E se Lovato deve andare via, l'Atalanta te lo cede a titolo definitivo, non a prestito con diritto di riscatto. Quindi il prezzo lievita, e non poco, e li vale tutti. Lovato li vale tutti quei soldi. Però sappiamo anche che il Cagliari a livello finanziario non naviga nell'oro al momento.
Grande Cagliari, ero da un po' di tempo che non vedevo un Cagliari così, da elogiare dal primo all'ultimo. Grande Mazzarri, forza Cagliari. Assolutamente Luciano, condivido in toto. Condivido in toto. Ciao eternamente Inter, un bacione. Sono sincero, Miro, non avevo tanto entusiasmo su Mazzarri, però lode a lui, la rinascita anche per lui. Tutti sembrano rinati, anche De Iola, che tu dicevi che non era una cosa che non ti entusiasma, ma non l'ho mai nascosto, Massimo. Io non ho mai nascosto il fatto che De Iola ritengo non sia un giocatore da Serie A, però come si dice a Roma adesso sta a fare fritto, nel senso sta giocando bene. L'unica cosa che non posso dire di De Jong è che non ci abbia mai messo l'anima, perché penso che quella ce l'abbia messa ogni singolo secondo in campo e io l'ho sempre ringraziato per quello. Però a livello tecnico è chiaro come sia un giocatore sotto la media della Serie A, però nonostante i suoi limiti riesce ad andare oltre e molte volte ci ha tolto le castagne dal fuoco. Ricordiamo anche che poi abbiamo perso 4-1, ma contro il Milan è stato lui a fare il gol del pareggio. Contro la Samp ha segnato lui e oggi ha risegnato, e cioè oggi, ieri ha risegnato. E non è cosa da poco, perché poi De Jong non è un centrocampista che trova il gol così facilmente. Quindi sono contentissimo anche per lui. Io credo che Paoletti sia una specie di Jolly, oltre che un leader in campo e non. Oddio, Jolly non saprei. Jolly non saprei, però può dare il suo e l'ha dimostrato. Concordo, purtroppo ci sta una stagione sottotono, ma Alessio si sta riprendendo e negli scorsi anni ci ha salvato la pelle molte volte. Assolutamente, assolutamente. Ah, sei sardo doc, ok, perfetto. Perfetto. Allora sei il benvenuto, Massimo. A tutti sono i benvenuti su sto canale. Basta che non si insulta. Poi tutte le squadre, tutti i tifosi sono ben accetti. Con chi ti senti più rivale Lazio e Roma? Assolutissimamente, infinitamente, eternamente Roma. Per me il derby è con la Roma. Con la Lazio è la squadra che tra le due romane è una squadra che simpatizzo. Io ripeto che se non fossi nato del Cagliari sarei stato sicuramente della Lazio. Quindi assolutamente il mio derby è con la Roma. Non sento rivalità con Napoli perché non essendo nato in Sardegna, non sento questa rivalità, ma la sento fortemente con la Roma. Sì. Unico cognome in Sardegna, sto da 24 anni. Rimigi credo sia Rimini. Bella Rimini. Ci sono mai stato. Mi piacerebbe andarci. In caso di vittoria domenica ho già pronte le 7 magliette del Cagliari da mettere qui a Roma per tutta la settimana prossima. Perfetto, Vittorio. Perfetto. Perfetto. Fai benissimo. Fai benissimo. Poi se mi dici dove abiti, vengo sotto casa a fare le foto. Mi immaginavo. Parlavo di Goldanica. Poi discorso a parte abbiamo come riserve Carboni e Cepitelli. Io francamente non mi lamento. Ma assolutamente, a livello attuale sulla difesa del Cagliari penso ci sia ben poco da dire. Veramente ben poco. Ci siamo ritrovati dalle stalle alle stelle. Di solito è il contrario, dalle stelle alle stalle. In questo caso dalle stalle alle stelle. Quindi tanta roba. Sono tra 2 minuti che devo prendere il Frecciarossa a Bellanova. Occhio, che, che se arrivi in ritardo, quello chissà tra quanto lo rivedi. Mamma mia, che giocatore, Raul. Che giocatore. Hashtag Raul sessuale. Bravo Mazzari e Capozucca che hanno puntato sui giovani. Assolutissimamente sì. Bravi. Chapeau. Chapeau a puntare anche su giocatori come Altare, su cui io personalmente non avrei puntato un centesimo bucato. Invece loro ci hanno creduto. E quindi merito a loro. Ciao Alessandro.
Mi ricordo bene la partita contro il Milan finita 4-1 per loro. Eravamo sul pezzo fino al 2-1 che ci tagliò le gambe. Sì, anche perché se non ricordo male il 2-1 capitò nel momento in cui il Cagliari stava anche provando ad attaccare un pochino. Poi è chiaro che giocare contro il Milan a San Siro con un portiere che esordisce in Serie A, o forse già ha giocato qualche partita, già Radunovic in Serie A, comunque ci ha limitato un pochino. Però ci sta. Perdere 4-1 col Milan ci sta. Dimmi un po', com'è essere un tifoso del Cagliari a Roma? Guarda, Eternamente Inter, c'è un video sul canale. C'è un video sul canale che si chiama proprio Com'è essere un tifoso del Cagliari a Roma. Ti posso dire, da bambino ovviamente ricevo le classiche prese in giro, eh, perché come fai a essere tifoso del Cagliari? Come fai a tifare il Cagliari? Come fai a tifare una squadra che non vince mai niente? Tutte quelle domande tutti quegli offese che si fanno i bambini. Eh, per un periodo l'ho vissuta un po' come una vergogna quella di tifare Cagliari, quindi cercavo di dire agli altri che tifavo la Roma, che tifavo la Lazio, ho tifato altre squadre come Ternana o cose simili, però poi capisci che a me sinceramente possono dire quello che vogliono, la fede è fede, non si discute. E quindi da quel momento in poi si è destata più curiosità, piuttosto che frasi offensive nei miei confronti. Quindi sono diventati più curiosi, quando c'è qualcosa sul Cagliari mi chiedono tutto, quindi mi fa anche piacere, perché non è comune, anche se ce ne stanno parecchi di tifosi del Cagliari a Roma. Che operazioni faresti nel mercato estivo? Dipende anche da quanto budget ha il Cagliari a disposizione. È chiaro che bisogna prima cedere e il più quotato a essere ceduto è Nandez, anche se verrà ceduto sotto prezzo. E non lo so, sinceramente non lo so, perché al momento attuale credo che la squadra vada bene così. Magari una vera prima punta prenderei. Va detto che Pavo, oltre all'aver fatto la sponda di testa per il 2-1, ha evidenziato nelle giocate, notato anche dai commentatori di DAZN, una crescita dal punto di vista dell'impostazione di regia. Oddio, con la testa, perché a gestire il pallone Pavo dei piedi, magari sicuramente sta migliorando in visione. Poi il fatto che comunque sia una prima punta fisica ha sempre avuto dalla sua il fatto di essere un centravanti che aiuta a far salire la squadra e quindi di conseguenza a dare un minimo di impostazione offensiva. Però, ripeto, non ho visto tutto questo apporto cioè non ho visto tutto questo apporto, poi siamo su due visioni differenti, ci può stare. Ho sentito la tua motivazione, non devi sentirti inferiore, non devi vergognarti di fare il Cagliari. Io se non esisteva l'Inter avrei fatto il Cagliari e mi guardo sia l'Inter che il Cagliari. No, ma ti sto parlando come se avessi avuto 7-8 anni. All'epoca mi vergognavo, non ho problemi ad ammetterlo, del fatto che mi vergognavo di fare Cagliari. Però poi basta, cioè non la vedi più come una vergogna. Tifi la tua squadra, appunto, quella è la tua squadra. Ma Keita Balde come lo vedi? Non potrebbe anche lui dare un contributo determinante alla causa? Assolutamente sì, e non capisco perché non stia giocando. Sinceramente faccio fatica a capirlo. Forse deve ritornare in piena forma. Chiaro, assolutamente sì, Federico, c'hai ragione, però so punti di vista. Loro comunque navigano in campionato in zone differenti, quindi è chiaro che si sentano superiore. E questo purtroppo è vero eternamente Inter, al contrario di come funziona in Inghilterra, perché chi ha DAZN provasse
ad andare a vedere una partita di Championship, tanto c'è, o anche solo gli highlights, e vedere quanto pubblico c'è in una partita di Serie B inglese. E fate il confronto e rapportatelo con una partita di Serie B in Italia. È indecente, è indecente. Vabbè, ovvio Fede, ovvio. Essere tifoso a Roma è sempre bello, essendo noi una squadra simpatizzata un po' da tutti, non ci sono mai insulti così pesanti, tranne ovviamente il 3-2 ad aprile dell'anno scorso. Vabbè, tanta roba. L'ultima partita prima del Covid. Ciao Briccolo, un bacione. D'Albert sta ricevendo tanti cambiamenti. A me piavano per matto quando dicevo che io D'Albert l'avrei riscattato. In alcune partite ha fatto delle prestazioni che di indecenti è poco, però si sta riprendendo. E ieri a me è piaciuto tantissimo D'Albert, è piaciuto veramente tanto. È sempre bello camminare qui a Roma e sentire qualcuno che ti urla Forza Casteddum, mi scalda sempre il cuore, siamo forti. Guarda Vittorio, a proposito di questo ho un aneddoto, perché una volta stavo camminando a Ottaviano, stavo con la mia ragazza, avevo la mascherina del Cagliari e due ragazzini che passavano di lì, guardando la mascherina hanno strillato Forza Cagliari e a me m'ha fatto piacere, perché poi non so cose che mi capitano spesso, quindi bello, è stato molto bello. Uè, guarda chi è arrivato. Ciao Tommy, com'è stato vedere sto Torino-Cagliari? Con l'Eccelso poi. Che coppia ragazzi, che coppia. Eccomi, un tifoso del Cagliari nato a Roma. Mi sono sempre trovato alla grande, ci sono parecchi sardi e tifosi del Cagliari nella capitale. Infatti stamani ne ho incontrati 5, tutti io felici. Eh beh, ribadisco che quando vince il Cagliari sono sempre tutti felici. Sempre. Perché fa il gol dell'ex, non sarebbe male, Giuseppe. Non sarebbe per niente male. Tra l'altro che lo l'abbia fatto all'andata. O me sbaglio? Quest'anno a parer mio la Roma può ambire alla Ciotta League. Può essere. Può essere un'opzione che non mi sento di escludere. Noi non abbiamo vinto nulla per 10 anni, l'Inter vince una volta ogni morto di papa qualcosa. E vabbè, però ogni tanto vince. Non è male. Anche perché poi a livello de bacheca non credo che stia messa malissimo l'Inter, eh. Un D'Albert con 2 volti, esatto. Quello forse è il problema principale, l'incostanza nelle prestazioni. Chi riscatteresti tra i giocatori in prestito, i vari Bellanova, D'Albert e Grassi? Bellanova e Grassi assolutamente li riscatterei a occhi chiusi. Mi tengo un occhio di riguardo per D'Albert perché devo vedere se continua a livello di prestazioni a giocare così. Perché se continua così... 7 milioni forse sono troppi, però un po' ce li butto. 3 milioni ce li butterei su D'Albert. Beh, io ho una sorella che tifa Sampdoria, quindi non ti dico cosa è successo in quel famoso Cagliari Sampdoria 4-3. Mamma mia, il bordello dentro casa tua, Federì. Ovviamente speriamo di salvarci entrambi. Beh, già la Samp con Giampaolo si è rialzata un pochetto rispetto alle partite precedenti, quindi deve continuare su quell'andazzo, perché se no se continuava come prima era destinata alla Serie B, secondo me. Che dire, ho visto la prestazione del Cagliari è davvero da salvezza tranquilla. Adesso possiamo dire di non essere inferiori né al Venezia o allo Spezia, assolutamente. Con la Lazio speriamo bene. Lo sai che è Briccolo? È che dopo aver visto prestazioni simili, tu puoi andare a giocarti la partita con la Lazio sapendo che tu puoi portare a casa anche i 3 punti, perché non è impossibile. È quello il fatto. E questa cosa ti fa incazzare perché dici perché non hanno continuato a giocare così? O meglio, perché non hanno cominciato a giocare così già da prima? È quello che ti fa un po' rodere il culo. Però ce lo facciamo andare bene. Alla fine il Cagliari è anche questo. Ciao Tommy, giustamente. Io comprerei Lovato. E chi è che non lo comprerebbe, Ale? Chi è che non lo comprerebbe? Ciao Seba!
Una gioia incredibile, in trasferta ancora più bello, c'erano tantissimi tifosi del Cagliari, bellissima, la prossima a Roma per Roma-Cagliari o Lazio-Cagliari, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Tra l'altro c'era anche l'admin di Solo Cagliari, per chi non lo sapesse è la pagina a cui faccio le grafiche su Instagram, c'era anche l'admin di Solo Cagliari a vedere Torino-Cagliari e si è fatto anche una foto con Bellanova. Scusate, ma ogni tanto scappa lo sbadiglio. Il Cagliari è migliorato, ma peccato che Nandez non è più convocato. Nandez ha dei presunti acciacchi fisici che dovrebbe aver quasi recuperato, quindi è quello il motivo. Però tornerà, tranquillo che tornerà. Lovato che giocatore, un pilastro nella difesa senza nulla togliere agli altri difensori, speriamo si possa riscattare. Speriamo, speriamo. Io ci rispenderei volentieri. Il problema è che non costa poco. Cioè, mi sono impressionato del Chelsea che è di Torino e tifa Cagliari. Cioè, queste cose a me impressionano perché ci vogliono le palle. Ma non so se si possa definire una questione di palle, perché il tifo è tifo. Non credo che ci voglia coraggio a tifare una squadra. Penso ci voglia più coraggio a scegliere la squadra da tifare. Credo che ci voglia più coraggio per quello. E comunque su Dalbert, ora come ora avevi ragione. A me non piace, ma se continua così è da riscattare. In questo momento molto meglio di Lico, assolutamente. Anche in quel caso, non che ci voglia tanto. Non che ci voglia tanto. Una cosa è sicura, la Lazio non ha difensori del calibro di Altare e Lovato. Avrebbe Acerbi e Luis Felipe, però stanno a far schifo tutti e due, quindi va benissimo così. Perfetto. Sì, assolutamente sì. Infatti io la prossima maglia che mi prenderò del Cagliari me la prenderò del Bellanova. Ma a mani bassissime. Più che altro finalmente il Cagliari ha capito che deve puntare sui giovani, perché non li devi per forza comprare i giovani. Abbiamo un settore giovanile fantastico, che anche oggi ha vinto 4-2 contro la SPAL, secondo solo alla Roma. Un settore giovanile coi controcoglioni. Bisogna puntare sui giovani. Bisogna puntare sui giovani. Sì, lui sta nel settore ospiti. E mi ha detto anche che ha visto l'Eccelso, però non ha fatto in tempo a fermarlo. Invece se stavo io lì con voi vi avrei preso a calci in culo, perché è giusto così. Dico solo che non mi ha parlato per 2 giorni. E vabbè, c'ha ragione Federico, dai. Dice, poteva rodere un po' il culo. Rog è nato il 19 luglio come me. Grande Roghino. Ciao Roberto, un bacione. Ah, mi ricordavo bene che ha segnato la Lazio. Sì, se si battesse la Lazio sarebbe molto molto buono. Assolutamente. Hai visto Simeone? Tripletta, un giocatore incredibile, avevi ragione tu, è discontinuo, quindi pensi che la soluzione sia venderlo? E secondo te quanto vale? Continuo a rimanere della mia idea, assolutamente sì. Giocatore ottimo, ma estremamente discontinuo. Sì, da vendere, secondo me vale il prezzo che il Cagliari gli ha offerto al Verona per il riscatto, quindi una quindicina di milioni. Non credo che stiamo facendo un torto al Verona, cioè sì, secondo me sì, però vabbè. Però per quello che sta facendo adesso sotto l'ala di Tudor, quel prezzo lo vale a mani bassissime. A che punto è il recupero di Rog? Rog ha ricominciato credo, a fare il differenziato, però non rientrerà per questo campionato. Ed è giusto che non rientri perché lasciamo che faccia il suo decorso naturale il recupero. È meglio non calcare la mano perché è già il secondo caso del secondo crociato rotto appena rientra. Quindi
evitiamo di metterlo troppo sotto pressione. Aspettiamo che recuperi con calma e poi avremo ancora di più un centrocampo della Madonna. Ciao Miro, sarà la volta buona domani incontro Giulini, sindaco di Cagliari per lo stadio? Guarda Ale, stiamo a fa' la fine da Roma, che la Roma è dagli anni '70 che deve fa' lo stadio. Dagli anni '70. T'ho detto tutto. Staremo a vedè. Staremo a vedè. A me basta non sentire discorsi del tipo: "Non possiamo puntare a un traguardo come l'Europa perché non abbiamo uno stadio di proprietà o non abbiamo uno stadio definitivo." A me sentì quei discorsi mi manna il sangue al cervello, quindi è uguale, se ci sarà o non ci sarà lo stadio è uguale, l'importante è che, si incominci a fare le cose sul serio. È la cosa più importante quella. Assolutamente Alessandro, assolutamente. Ma io ti conosco Tommy, quindi non avresti scampo, non avresti scampo. Tanto sia tu che Mattia mi magnate in testa, perché io so basso e largo, quindi me magnate proprio in te siete voi che menate me alla fine. Simeone è bravo quanto volete, ma non è adatto alla causa Cagliari, a parer mio. Potrebbe anche esserlo, però, non ha continuità, non ha continuità. Ma perché tieni per il Cagliari? Ottima domanda Massimo. Te lo dico in sintesi, poi se vuoi ti andrai a vedere il video sul canale, perché ho fatto un video. Semplicemente perché mio nonno era sardo, nulla di più. Mio nonno era sardo, di Siniscola, e quindi tifo Cagliari. Semplice. Ciao Miro, da parte mia e della piccola rossoblù Giulia. Oh, ciao Robert e ciao anche a Giulia. Brava, bravo, scusa, bravo. Bisogna insegnargli, oggi sono dislessico, fin da bambino le cose importanti nella vita. E una è il Cagliari, senza ombra di dubbio. Comunque un abbraccio sia a te che alla pupetta. Comunque l'Eccelso quanto fomenta per Giorgione Altare, tu fai lo stesso per Bellanova però. Regà, regà. Cioè, a me Bellanova non lo so. Mi sta facendo lo stesso effetto che ha fatto Nandez praticamente. Mi fomenta proprio. Omoincestuosità a palate. A palate. Mazzarri davvero simpatico proprio come nelle conferenze. Ho avuto modo di scambiarci due parole un mese fa per un Roma Cagliari fuori dall'hotel e farmi una foto. Si è fumato 3 sigarette di fila per l'ansia. E poi spero fossero solo sigarette. Ah, ecco. Ah, ecco. Bene. No, grande mister. Grande mister. Esatto, esatto. Perché molti usano come scusa: ma se il Cagliari torna in Europa poi non gioca in Sardegna." Sì, ho capito, ma torna il Cagliari in Europa. Qual è la cosa più importante? Che torna il Cagliari in Europa o che tu non lo puoi andà a vedere il Cagliari in Europa? Perché il Cagliari in Europa lo puoi vedere su DAZN, lo puoi vedere su Sky, dove pare, in streaming, sull'IPTV. L'importante è a nasce. Quindi serve la squadra, serve la prestazione, serve un progetto, servono persone competenti. Lo stadio forse è l'ultima cosa che serve. Tanto ciao Attilio, che mi dici di Lovumbo? Oggi con la Primavera ha giocato benissimo, nel primo gol ha praticamente fatto una magia con il pallone. Guarda, non ti posso dire niente perché io la partita non l'ho vista. La partita della Primavera non l'ho vista, ero al lavoro. Che ti posso dire? È un giocatore che io ancora devo inquadrare bene. Non riesco a decifrarlo perché a Como è stato palesemente cacciato via, ok? Eh, quindi è palese come ancora non sia pronto per una categoria come la Serie B. Però io comunque il tentativo in A lo farei fare. Magari un 10 minuti di una partita io glieli farei fare.
Cosa ne pensi dell'esclusione delle squadre russe alle competizioni? Così sentivo pure per la Russia mondiale. Secondo me non è giusto, non c'entrano niente loro, assurda situazione stiamo vivendo. Qui vai a toccare un tasto abbastanza dolente, Briccolo, perché non è che qui si vuole punire la Russia, si vuole punire chi sta governando la Russia e devi per forza includere anche tutta la nazione. Anche perché potrebbe magari anche essere un intento cercare di creare una sorta di, tra virgolette, odio nei confronti di Putin per quello che sta combinando e quindi di scatenare una sorta di guerra civile in Russia. Sostanzialmente questa è una mossa che serve per far capire che se tutto va come vuole far andare Putin, riceverà delle sanzioni pesanti e ci rimetterà il paese che tenta tanto di difendere. Capisci? È quello il senso. Lo sanno anche loro che non è tutta la Russia che c'entra, è ovvio, però è l'unico modo. Purtroppo non puoi prendere una persona sola. Però non so, Federico, se te la danno l'idoneità a giocare le partite delle coppe europee con uno stadio come quello. Perché praticamente è tutto prefabbricato quello stadio, quindi non so se ti danno l'idoneità. Ciao Pierpaolo, buonasera. Tra l'altro il Cagliari andrebbe a giocare allo Stadio del Toro e io qui mi dissocio perché deve venire a Roma. Il Cagliari deve venire a Roma a giocare. Oh, non voglio sentire niente, deve venire a Roma il Cagliari a giocare. Me la faccio a piedi da casa mia all'Olimpico, scalzo. Giuro su Dio, se il Cagliari va in Europa me lo faccio scalzo da casa mia all'Olimpico. Roma comunque. Tomà, a Roma. Lo stadio è assolutamente un plus. Anche che la nazionale russa rappresenta proprio la nazione in tutte le competizioni. Ma è esatto, cioè non c'è un modo di colpire soltanto chi governa. È stato fatto, ma a livello sportivo non lo puoi fare. Quindi è chiaro che cerchi di far smuovere le acque anche nella loro nazione per fare in modo che sia la popolazione stessa a fermare Putin. È proprio una questione di logica. Purtroppo è così. Hai simpatia per il Milan o la odi? Sinceramente ho indifferenza. Non è una squadra né che mi sta simpatica né che mi sta antipatica. È una squadra, punto. Ciao Pietro. Comunque buonasera, assolutamente. Ciao Fabio. Ciao carissimo Miro. Dopo la sosta natalizia il Cagliari è rinato. Nel girone di ritorno il Cagliari è in seconda posizione in classifica. Scusate, in classifica. Cosa ne pensi? Penso che siamo tutt'altra squadra rispetto a quello del girone d'andata. Penso che l'acquisto di Lovato, anzi il prestito di Lovato, abbia giovato tantissimo alla nostra difesa. Penso che l'esplosione di Altare sia perfetta a livello di tempismo. Penso che anche chi è meno capace sta rendendo bene, vedi per esempio De Iola. È un Cagliari in cui in questo momento sta girando tutto bene e che ha 5 risultati utili consecutivi, di cui 2 vittorie, tutte e 2 in trasferta, tutte e 2 per 2-1 e una di queste è contro l'Atalanta. Io alzo le mani, cioè io alzo le mani. Non pensavo potesse succedere. Lo dico sinceramente. Io ero convinto che eravamo destinati a una retrocessione fallimentare, però adesso come adesso il Cagliari mi ha dimostrato che si può salvare e anche tranquillamente. Se rimettessero a posto il Flaminio sarebbe il top per il Cagliari. Se... Scusate la volgarità, però devo tirare fuori il lato romano che è preponderante in me.
Al Flaminio ci stanno, a Roma si dice così, certe sorche così. Le sorche non è l'apparato femminile, l'apparato riproduttivo femminile, che di solito si intende quello a Roma per sorca. No, le sorche sono anche le pantegane. E ci stanno certe sorche così al Flaminio che tu non hai idea. L'erba che ci puoi trovare ai Pokémon, i drogati, i calzini che si è persa la lavatrice mia in non so quanti anni. Di tutto e di più ci puoi trovare al Flaminio. C'ha un ecosistema suo ormai quello stadio. Quindi metterlo a posto è un eufemismo. Cioè, quello veramente sarebbe da smantellare e rifare da capo. Piccolo spoiler, grazie a te a KK Gol in ordine mi arriva la maglia di Giorgione, Bellanova e Gaston. Grande, grande. Tra l'altro, ragazzi, vi faccio questa piccola cosa. Allora, vi avverto, comincerò una nuova collaborazione con un nuovo sito di maglie, ok? Però mi raccomando, se dovete comprare le maglie, non compratele dal sito che vi sponsorizzo, quello nuovo, ma compratele solo da KK Call, perché il sito dove costano di meno e dove rendono di più, non lo so se rendono di più, però comunque, per esempio pure questa è di KK Call, prendetele proprio da KK Call, non dal nuovo sito. Nuovo sito lo sto sponsorizzando, ma faccio solo sta sponsorizzazione e poi lo lascio. Le maglie, se le dovete comprare, comprate da KK Call perché il prezzo è ottimo. È il sito in cui costano di meno le maglie e ho deciso di sponsorizzarle proprio per quello. Questo nuovo sito l'ho sponsorizzato perché mi hanno mandato anche 2 magliette retro. Mentre KK Call le magliette retro non me le manda, mi manda solo quelle della stagione attuale. Però se vedevo da un consiglio, tanto a me non mi torna indietro se comprate o meno da KK Call, perché tanto quello le maglie me le manda comunque. Comprate lì perché costano molto di meno. Piccolo consiglio. Miro, per lo stadio nuovo è colpa del nuovo sindaco Truzzo, con la scusa che una variante ha bloccato lo stadio. Invece l'ex sindaco Z ha fatto tutto per bene con il prete? Con il prete Giunini per fare tutto. Mo io non so di chi è la colpa, non lo so, però ripeto, non è così fondamentale al momento la questione stadio. Certo, prima si trova una collocazione fissa e meglio è. Il Torino in casa ha fatto meglio dell'Atalanta, davvero? Non lo sapevo. Mi gusta sapere queste cose di statistica. Questo Cagliari farebbe 10-0 al Cagliari di Maran quando overperformava con quella difesa scandalosa, ma è ovvio, è ovvio. Tanto, scusate, ma controllo se c'è qualche commento che è stato bloccato, ma non mi pare. No, sì, tutti i commenti sono andati lisci come l'olio, ok. In teoria con altre 4 partite vinte ci dovremmo salvare come l'anno scorso con 37 punti, ma da quanto vedo l'asticella della Serie A si è alzata molto, speriamo bene. Ma fino a quando, con tutto rispetto, abbiamo sotto una squadra come la Salernitana che è un po' in deficit, noi potremmo salvarci anche con meno. La soglia salvezza ormai non è più a 40 punti, si è anche diminuita. Con 40 c'è la salvezza sicura aritmetica, quello sì. Ma già a 36-37 punti te salvi, anche 35. Io continuo a non farmi andare a genio Giulini, ma quest'anno per fortuna ho capito che il problema non era il mister, ma alcuni elementi nello spogliatoio. Erano anche quegli elementi dello spogliatoio il problema. Assolutamente sì. E si è vista la differenza dal prima e il dopo. Cioè, palese, palesissimo. Adoro le reazioni esagerate di Valterone. Vabbè, è un personaggio. È un personaggio, Walter. Walter lo si ama per questo. Secondo me chi retrocede oltre Salernitana e Genoa.
Allora, prima di dirtelo, vi ricordo che domani sarò in live su Twitch. Ci tengo a ricordarvelo. E devo vedere la classifica perché al momento attuale non te lo saprei dire. Vediamo un po' la classifica. Diciamo che Venezia, Spezia, Samp e Udinese, incluso ovviamente al Cagliari, le vedo tutte volendo come papabili retrocesse. Quindi non te ne saprei dire una. Se continuasse a giocare come stava giocando, la Samp è fortemente in bilico, eh. Ho visto un video di YouTube che sono andati. Mattia e Tommaso, l'Eccelso e Solo Mondo Calcio. Sì, sì. A che ora la live? Penso come oggi per le 9, 9 e un quarto. Sempre anche lì un'oretta di live. Ci andiamo a vedere gli highlights di tutta la Serie A. Ci andiamo a fare un po' di chiacchierata e si passa la serata in compagnia. Qua intanto abbiamo due che dicono Spezia, Jack e Ale. Probabile, probabile. Lo Spezia pagherà tanto il fatto di non aver potuto fare il mercato. Sì, l'Atalanta intanto vince 2-0. Di niente, Ale, grazie a te. Intanto siamo arrivati a 47 minuti, penso che un altro po' e poi vado. Anche perché la sveglia è sempre quella che è, non perdona, quindi comunque qualsiasi cosa, come leggete qua sotto, tutti i link li trovate in descrizione. Se mi volete seguire su Instagram, il gruppo Telegram, che tra l'altro non sto più usando, ma cercherò di... no, il gruppo, il canale Telegram, che cercherò di rivitalizzare. Lista desideri Amazon, se mi volete fare un regalo, ma non è che siete costretti. Le donazioni, se volete fare donazioni, che ho riattivato la monetizzazione e volete aiutarmi a far crescere la mia postazione. E io intanto mi sto addormentando perché ho un sonno della Madonna. Tanto. Vabbè. Sì, francamente lo Spezia mi fa pena, ma pure il Venezia. A questo punto spero che scenda l'Udinese, visto che ormai il Bologna pare essere salvo assicurato. Salvo assicurato no. Sicuramente sta un po' più in alto, quindi sto un po' più tranquillo. Assolutamente sì, Ciccio, mi ricordo di te, il tifoso del Brescia. Vi state godendo, Tramoni? Perché l'anno prossimo deve rientrare a Cagliari, eh? Poco fa ho visto un video di youtuber che fanno video negli stadi abbandonati e sono andati nel vecchio stadio del Cagliari Sant'Elia. Che tristezza vederlo così. Hanno giocato i mondiali del 90. Purtroppo tanto lo devono abbattere. È destinato a essere distrutto, quindi dispiace, sì, però la fine che farà è quella. Io ho visto la partita dello Spezia ieri, ma è illegale che una squadra abbia tutta questa fortuna. Cioè, prima dei rigori ci sono stati miracoli del portiere, pali, salvataggi sulla linea, di tutto. Io non ho visto Spezia-Roma, Roma-Spezia, quello che era, quindi non ti saprei dire. Domani mi guarderò gli highlights con voi su Twitch. Che di scuola anni 80 aveva una buona squadra di calcio, era un dodicenne, si chiama Montalbo. Vennero alcuni giocatori nel mio paese in interregionale o Serie D dell'epoca. Figo!
Molto, molto figo. Tra l'altro io non sapevo nemmeno che Siniscola avesse una squadra di calcio. Mi fa piacere. Si chiama Montalbo. Buono a sapersi. Buono a sapersi. Ricordo le vittorie scandalose dello Spezia su Milan e Napoli. Vabbè, quella contro il Milan è imbarazzante. Se vinciamo gli sconti diretti siamo a buon punto, non sarà facile giocandole fuori casa, esatto. Esatto. Lo riscattiamo a 2 milioni e mezzo e ci godiamo pure Pajak, miglior crossatore d'Europa. Anche Pajak ex Cagliari, tra l'altro. Madonna mia. Ma mo perché Cellino deve cacciare i soldi che non l'ha mai cacciato in vita sua, mo deve pagare 2 milioni e mezzo per Tramoni? Ma no, lo lasciasse venire a Cagliari, dai. Spezione culone, hashtag spezione culone. Il tuo giocatore preferito nella storia del Cagliari è quello che mi vorrei tatuare, il capitano Daniele Conti. Romano, ma tifoso del Cagliari. Un idolo. Semplicemente un idolo. Prima o poi me lo tatuerò. Non te crede che Lisandro non è scarso? Io pensavo che il fratello scarso fosse Matteo, devo essere sincero. Però a quanto pare nessuno dei due è scarso. Nessuno. E Muzzi? A parte che Muzzi non l'ho vissuto, quindi non te saprei dire. Io il giocatore a cui mi sento più legato è Conti. Conti. Cioè, non bastasse che era il capitano del Cagliari, ma il fatto che era di Roma, anche se di Nettuno, che però è in provincia di Roma, e fosse così legato al Cagliari, me l'ha fatto diventare tipo l'amore della mia vita. Non so perché state parlando di Siniscola, ma da me a Simaxis è venuto il Cagliari di Abbejon. Tra l'altro organizzato da mio padre, le fuori di me da piccolo, tutta quella rosa, che spettacolo. Che spettacolo. Grande Abbe. Pure Abbe era un altro che in campo dava l'anima. Grandissimo. Che ne pensi della partita contro la Lazio? Che se giochiamo come stiamo giocando, non è improbabile che portiamo a casa i 3 punti. Non è per niente improbabile. Vai tranquillo, Ema, benvenuto. Tanto sto per chiudere. Quindi sei venuto tardi, mi dispiace. Però vabbè, dai, ci sta. Sarà per la prossima. Ho un sesto senso positivo contro la Lazio. E credo che i 3 punti ce li portiamo a casa. Speriamo. Abbiamo capito che non è impossibile, quindi. E Gigi Riva ha visto che compie gli anni il suo stesso giorno. Quello è mio zio. Mio zio compie gli anni il suo stesso giorno. Io li faccio 4 giorni dopo. Gigi Riva è del 7 novembre, io so dell'11 novembre. Poi Gigi Riva aveva la maglia numero 11, io sono nato l'11-11. Sì, ovviamente anche Gigi Riva ha un posto nel mio cuore immenso, però nessuno come Conti, nessuno. Capitano è capitano. Io mi sento legato a Danielone del Sena, il suo amore per il Cagliari è immenso. Ci sta, ci sta. Si scrive Simaxis, ma si legge Simash. Non lo so leggere, raga. Facciamo che non parlo sardo e si dice comunque Simaxis, facciamo così. Simasgis, non lo so pronunciare. Vabbè, vediamo figure di merda. Assolutamente sì, grande Daniele. Vabbè, quello è ovvio. Quello è ovvio.
Sì, ma Ale e Miro, Tramoni fuori classe, non so se avete visto qualche sua partita in B, assolutamente sì. Sì. È vero che in primavera non lo puoi giudicare, ma sta facendo bene. Mio padre mi ha raccontato che, dato che il soprannome di Abba era Guerriero, gli avevano regalato una storia del guerriero e lui si era emozionato e messo a piangere per tutto l'affetto. Questo fa capire l'uomo che era. Era legatissimo al Cagliari Abbe. Legatissimo. Ti stai ricredendo in Mazzarri? Continua a non piacermi, ma sono contento di quello che sta facendo. Tranquillo, Ale. Quello in primavera è più piccolo, ma per il mio sarebbe già pronto per la Serie B. Secondo me sì. Anche perché anni dopo si è rivisto con mio padre e Abbe ricorda tutto con cuore. Ovviamente ho la sua maglia autografata. Che spettacolo. Ah, Simacis. Se mi dici così lo riesco a leggere. Simagis. Vabbè, va bene come l'ho detto, dai. Non stiamo qui a sindacare. Non ho conosciuto mio nonno, ragazzi. Non lo so parlare il sardo. Perdonatemi. Guarda, se hai qualcosa di interessante da proporre, proponi. Non ti fare problemi. Secondo te c'è un progetto con Mazzarri? Mi auspico di sì. Il prossimo anno, secondo te, possiamo arrivare in Europa League con Mazzarri in caso ci salvassimo quest'anno? Perché no? Perché no? Ci si potrebbe puntare. Magari non per forza dal campionato, magari dalla Coppa Italia. Sarebbe bello per una volta vedere un Cagliari che punta anche sulla Coppa Italia. Lo hai letto perfettamente ora. Cioè, faccio comunque fatica a crederci che io l'abbia letto bene, ma facciamo finta che è così. Il 4 marzo è l'anniversario della morte di Davide Astori. Assolutamente sì. Pace nell'anima sua. Lo hai letto bene, Bronico l'ha scritto meglio di me. Le live sui videogiochi, magari potrei farle una volta a settimana su Twitch, perché no? Se andiamo in Al Brescia si potrebbe fare un post partita a Brescia Cagliari e un pre in live. Più che altro un pre partita volentieri, tanto l'ho fatto anche con Leo che è un tifoso dell'Empoli. Perché non farlo anche con un tifoso del Brescia? Prima lezione di sardo. Meglio de no. Meglio de no, faccio schifo. Non lo so il sardo, non lo imparerò mai ed è meglio così. Tra l'altro, non so perché molta gente lo prende come un insulto, ma io non mi sento sardo e penso non mi sentirò mai in vita mia sardo. E molti lo prendono come un insulto, quando in realtà è tutto il contrario. È l'elogio più grande che io potrei fare alla Sardegna. Il fatto di dire di non sentirmi sardo. Io sì, sono fissato perché bisogna puntare anche alla Coppa Italia. Mio querido Muzzi, come tanti altri. Aspetta. Non ricordo quello spareggio. L'ho vissuto dopo, però me lo ricordo. Non metto in dubbio che sia stato un grande uomo, ma non avendolo vissuto, non lo sento mio, diciamo. Che ne pensi di Cragno che diversi quest'anno lo criticano e poi quando fa prestazioni come ieri diventa intoccabile? Penso che chi fa così se debba fare un esame al cervello. Hai cambiato totalmente format? Sì, vorrei portare il Cagliari anche su Twitch. Sì. Ciao Luciano! È una pagina che si chiama come il mio nome, se vuoi possiamo fare qualche intervista. Io ho fatto un'intervista su una pagina Instagram che parlava dell'Inter, però non mi ricordo come si chiamava la pagina, lo sai?
Se succede bestemmio. Se succede bestemmio. Peccato sì perché potevamo andare, potevamo passare. Yes. Poteva tranquillamente puntare alla finale e alla vittoria. Joao, dove lo posizioni tra i tuoi preferiti nella storia del Cagliari? Al momento attuale te lo metto al terzo posto. Daniele Conti, Gigi Riva, Joao Pedro. Però capace che me lo chiedi tra una settimana e ti do una risposta totalmente diversa, io te lo dico. È una cosa molto variabile. Anche il Copra Tovalieri fu un altro grande. Anche lui non l'ho vissuto. Comunque io sono nato nel 96, quindi... No, non ho visto, mi devo recuperare le partite di Serie B. Me le recupererò. Comunque ragazzi, più di Nainggolan per te. E vedi, c'è pure Nainggolan di mezzo e no, Nainggolan viene prima di Joao. Nainggolan viene prima di Joao. Quarto posto. Quarto posto. Quarto posto per Joao, terzo Nainggolan. Comunque, stavo dicendo, adesso vado, anche perché sto crollando di sonno, perdonatemi, ma sono veramente stanco. Io ho fatto una lavorazione con Carta che penso sia stato... Sì, sì, Carta assolutamente è un mio amico. Non ci sentiamo spesso, ma sì, è un mio amico. Però ora ragazzi veramente vi saluto perché sto crollando, vi mando un bacione. Vi ricordo che domani sarò in live su Twitch. Per chi non mi seguisse su Twitch trova il link qua sotto in descrizione come per tutti gli altri social. Vi auguro una buona notte, sempre Forza Casteddu e incrociamo le dita per sabato. Belli ragazzi, buonanotte.